Abbiamo visto con Jérôme come si allevano le capre, come si munge il latte, come si produce questo formaggio meraviglioso, e siamo a Roccaverano, in piazza, in paese, all'Osteria del Bramante, insieme a Giselda, e per conoscere questi piatti che vengono fatti proprio con questo formaggio. Sì. Cosa abbiamo davanti? Allora, qui a parte le robiole di Jérôme, e abbiamo un antipasto che proponiamo noi, è una sfogliatina di cipolla di tropea, leggermente in agrodolce, ha sia la robiola dentro, sciolta, che sul letto di salsina di robiola. Una meraviglia. E poi Qui due varianti molto interessanti. Due primi, noi abbiamo iniziato per prima cosa a fare gli gnocchi nostri di patate con questa salsa, e poi ultimamente stiamo proponendo il nostro plin, che è con ripieno di 3 carni e verdura, e anche se è un abbinamento carne e formaggio, eppure lo amano molto. E la salsina di robiola è una semplice robiola sciolta con una noce di burro e un po' di latte. Pizzico. Quindi proprio semplice, ma molto veloce da sì, fare. Sì. Se a volte è leggermente acidua, magari ci si può aggiungere un cucchiaio di panna, ma niente di più. Ecco, e la salsina di robiola la facciamo con quale Con delle 3 robiole? questa mediamente stagionata, e visto che avete parlato di Stutz, uso proprio la sua perché la trovo che si scioglie meglio e si... Bilanciata come sapore. Si riesce Ecco, meglio anche... andando sulle stagionature un po' più avanzate. Ma diciamo. la robiola parte da fresca, che la possiamo anche proporre con solo olio e pepe, e poi in media stagionatura, più stagionatura. Questa è molto stagionata, che la si può grattare anche su un piatto di pasta al pomodoro, su uno gnocco al pomodoro, o semplicemente mangiata così, accompagnata dalla nostra mostarda, che facciamo anche noi. E il formaggio è buono in tutti i modi, sia da fresco che da stagionato, cioè più stagione più buono è, perché diventa più saporito. Quindi... Ecco, il suo cliente, il suo consumatore, mediamente cosa preferisce? Una robiola più giovane, una robiola più stagionata? Ma dipende dai gusti. Comunque noi al tavolo diamo un tagliere di robiole che normalmente diamo 6 tipi. Partiamo dalla più fresca alla più stagionata, poi sia Giron, che è un'altra ditta che è la Maltea qua vicino, Maltea la propone con la cenere di Ginepro, un po' stagionata, e loro con le foglie con la cera. Ecco, invece la vostra mostarda, mi racconti come la fate qua? A noi era una vecchia mostarda che facevano le nonne, praticamente è una marmellata dentro al mosto. Si cuoce il mosto, lo si fa già consumare un po' subito, e poi noi mettiamo diversi tipi, non so, 3 tipi di mele, preferibilmente la renetta, sia la gialla che la rossa. Io metto tutti e 3 i tipi, la mela cotogna, le pere, pesche, e verso la fine le nocciole. E si abbina molto anche con i formaggi, faccio anche un arrosto con le nocciole, quindi... E mi diceva prima che lei festeggia 10 anni quest'anno. Sì, al 18 marzo sono 10 anni di attività. Soddisfatta? Sì, i miei clienti sono partiti da un numero, sono sempre cresciuti, sono sempre in aumento, sia italiani che non italiani, perché in questa zona sta arrivando un bel turismo, più che altro dall'Europa. In un bel giro, insomma. Sì, non mi lamento minimamente. Poi io sono una signora che mi piaceva cucinare e basta, non ho scuola alberghiera, non ho... Ah, quindi proprio cucina verace, diciamo. Cucina del posto. Ci ha preso gusto, è andata bene, le cose piacciono. Io ho imparato con mia mamma e continuo a fare quello che ho imparato da piccola. La nuova generazione le viene dietro? Sì, ho mia figlia che mi sta seguendo piano piano. Quindi, anche se lei era più propensa ha studiato, ha fatto lettere, e poi invece si sono fermati tutti e 2 i miei figli qua a lavorare con me. Mi sembra... Lui segue più il bar e la parte vini, e noi seguiamo la parte cucina. Ultimo consiglio enologico, cosa ci Ma io cosa enologico non riesco a consigliarvi molto, però qui siamo in Piemonte, e quindi noi abbiamo un'infinità di vini, ma specialmente quella che primeggia in tutti è la Barbera. E ci sono sia la Barbera normale, verso Nizza, adesso hanno fatto il Tonizza che sta andando bene. Qua ultimamente hanno provato sto Alta Langa e sta funzionando, ha molta richiesta, quindi è di nuovo un altro prodotto molto azzeccato. E quindi puntiamo su vini locali, perché siamo nella terra dei grandi rossi. Noi infatti anche. Abbiamo tutti i vini solo del posto, qui Astigiano e dintorni. Bene, a questo punto gli auguri sono per il compleanno, per i primi 10 anni di attività.
Ci vediamo fra 10 anni quando suo figlio avrà preso le redini della cucina e lei sarà Perfetto. magari un po' più in relax. Sì. Ma speriamo, non lo so, perché quando si lavora tra figli poi è un livello, cioè Bisogna è indirizzo familiare, quindi ci si aiuta affinché Si può salute andare- promette. Bene, io lo faccio andare in cucina Mille e intanto grazie e salutiamo arrivederci. i nostri ospiti. Grazie ancora, Arrivederci. signora. Bene, direi che le proposte siano veramente interessanti, sia per un menù invernale che per un menù estivo. Abbiamo visto dove nascono questi prodotti e vi do appuntamento alla prossima puntata perché scopriremo altre cose meravigliosamente buone da gustare e da conoscere. Grazie Gianni di questo bel reportage, ma ti aspettiamo anche la settimana prossima per parlarci di Chianina e anticipare Agriumbria che si terrà nel primo weekend di aprile. Adesso però ci spostiamo in Liguria per conoscere l'olio ligure DOP, ma anche capire come l'associazione degli olivicoltori tuteli questo simbolo ed eccellenza del territorio. L'olio extravergine di oliva è una componente fondamentale della cultura gastronomica mediterranea, un prodotto che racconta la storia del nostro paese e l'olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP è tra i più pregiati in assoluto. Delicato e adatto su tutti i tipi di piatti, soprattutto quelli a base di pesce. La DOP Riviera Ligure racchiude in sé tutta la produzione regionale, ma come sempre accade nei prodotti legati a doppio filo al territorio, è ricca di sfumature a seconda della riviera di provenienza e delle cultivar che alla terra si sono adattate nei secoli. La Taggiasca imperie nel Savonese insieme alla Pignola, l'Arnasca e la Colombaia, mentre nel Levante, tra Genova e La Spezia, crescono oltre alla Pignola, la Razzola, la Castelnovina, la Lavagnina e la Frantoio. Un patrimonio immenso di biodiversità, di cultura, di amore per il territorio che Apol, la filiera degli olivicoltori liguri, supporta, valorizza e difende dal campo alla tavola, grazie a una filiera corta, trasparente e controllata in ogni passaggio. Gli oliveti sono le sentinelle del territorio, un patrimonio storico di cui gli olivicoltori si prendono cura per valorizzarlo e tramandarlo alle generazioni future. La Liguria vive di terrazzamenti e coltivazioni sui pendii. È la nostra identità paesaggistica, che previene l'erosione del suolo. Si parla sempre di territorio, ma il territorio senza le persone non sarebbe nulla. Sono le persone che fanno la storia e che elaborano con il loro lavoro il concetto di qualità. La qualità dell'olio si fa in campo, ma olive ottime possono produrre olio mediocre se dalla raccolta in poi non si seguono passaggi essenziali. Negli uliveti Apol la raccolta avviene nel minor tempo possibile e nel momento giusto. Quando le olive cominciano la fase dell'invaiatura, cioè virano il colore dal verde al viola, è tempo di iniziare, con una selezione meticolosa direttamente dall'albero dei frutti al giusto livello di inolizione. Dalla raccolta alla lavorazione manteniamo le olive fresche e sane per rispettarne il sapore autentico e naturale. In questa fase il tempo è prezioso e nei frantoi soci di Apol si lavora a ciclo continuo con tecnologie di estrazione meccanica a bassa temperatura che preservano il sapore naturale. 5.000 anni che l'uomo si sbatte per estrarre l'olio dalle olive. I nostri frantoi associati hanno trasformato questo lavoro in un'arte. Massima attenzione sia nella trasformazione del prodotto che nella selezione delle olive, nelle prime fasi di conservazione del prodotto. Attenzione anche nella cernita delle olive per le olive da mensa, che sono un elemento importante e molto qualificante del nostro territorio. Ci siamo resi conto che il consumatore è diventato sempre più esigente a trovare un olio di ottima qualità e un prodotto locale. Noi, con i nostri soci Apol, riusciamo a garantire una qualità eccellente e garantire tutti i passaggi per una filiera trasparente. Cure e attenzioni che si ripetono stagione dopo stagione, dando vita a un'eccellenza che racconta e dà valore al territorio che l'ha generata. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Segnatevi tutti i riferimenti che vedete in sovraimpressione, anche se ci ritroverete puntuali tra una settimana, sempre qui.
in collaborazione con